Ciao tifosi del Napoli, se amate il nostro club con tutto il cuore lasciate il vostro like qui sul video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle principali novità del Napoli. Grazie. Il mercato europeo si è concluso, mentre quello arabo resta aperto fino al 2 settembre. Inoltre, è possibile attingere alla lista degli svincolati, che comprende giocatori ancora in cerca di squadra, tra cui Antonio Candreva. L'esterno romano ha giocato le ultime 2 stagioni alla Salernitana e, tra l'altro, è stato pupillo di Antonio Conte sia in nazionale che nel suo primo anno all'Inter. Proprio per questo il Napoli sta valutando l'opportunità di ingaggiarlo, per offrire al tecnico del Lecce l'esterno che sta cercando. Lo ha confermato anche l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato nel corso del suo intervento allo speciale calciomercato su Rai Sport. Ecco le sue parole. Lo svincolato Candreva, che Conte aveva in rosa, è stato offerto al Napoli. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi, visto che resta in rosa Alessio Zerbin, ha dichiarato il giornalista. A 37 anni, dunque, Candreva potrà intraprendere una nuova avventura con il club azzurro. Ci saranno sicuramente aggiornamenti in merito. MC Tominay al Napoli. È ufficiale. De Laurentiis, benvenuto Scott. Scott Francis MC Tominay è un nuovo giocatore del Napoli. La Football League ha formalizzato il trasferimento del calciatore scozzese dal Manchester United al club italiano. Poco dopo è arrivato anche il consueto messaggio di Aurelio De Laurentiis, benvenuto Scott. Oggi si sono concluse le visite mediche e definiti gli ultimi dettagli burocratici. Il centrocampista, proveniente stabilmente dal Manchester United, è atterrato ieri all'aeroporto di Capodichino, alle 12:30, accolto da centinaia di tifosi ai cancelli del noto scalo. C'è così tanto entusiasmo per il 27enne che si trova in un albergo nel cuore della città. Lo scozzese si trasferisce al Napoli per 30,5 milioni di euro. I due club hanno concordato tutti i dettagli. Domani potrebbe essere convocato per la sfida contro il Parma, terzo turno del campionato di Serie A 2024-2025. Lo stadio Diego Armando Maradona è previsto gremito per vedere da vicino la squadra di Antonio Conte e i nuovi acquisti. In città è tornato l'entusiasmo. Osimhen clamoroso, è furioso con il Napoli. Rapporto totalmente rotto. Il caso Victor Osimhen ha un posto di rilievo nel Napoli, ma non mette a rischio il futuro del bomber nigeriano. Essendo all'ultimo momento indiscrezioni, l'attaccante è in rottura con il club partenopeo. Il primo è Fabrizio Romano tramite PYS su X Chelsea sarebbe un gran bel film, ha riferito il noto intelligente di mercato. Mancano pochissime pregano alla fine del calciomercato e non è stato ancora sciolto il nodo della questione Osimhen. Il calciatore nigeriano, questa mattina, è vittima di vestirsi con la maglia dell'Al-Ahly, club militante nel primo campionato saudita. Nonostante fosse tutto pronto, con un contratto da oltre 40 milioni di euro per uno stadio per l'attaccante nigeriano, il trasferimento in Arabia è un salto verso la causa più ricca del club partenopeo, giudicate troppo elevate dagli arabi. Gilmour al Napoli. È ufficiale. De Laurentiis, benvenuto Billy. Benvenuto Billy. Aurelio De Laurentiis con il suo consueto messaggio su X ha annunciato l'arrivo di Billy Gilmour. L'operazione si è conclusa all'ultimo giorno di mercato. Il club azzurro lo ha acquistato dal Brighton per 14 milioni di euro. Anche il sito del club italiano ha ufficializzato l'operazione. La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Billy Gilmour dal Brighton e Hove Albion Football Club. Il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà al club italiano, dopo aver sostenuto le visite mediche in Inghilterra. Voleva davvero indossare la maglia del Napoli. Da lunedì lo scozzese si allenerà con il club partenopeo a Castel Volturno. Si tratta del secondo scozzese che arriva al Napoli dopo Scott MC Tominay, entrambi giocatori molto voluti da Antonio Conte. Saranno 2 giocatori che saranno molto utili alla causa azzurra. Che ne pensi? Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al nostro canale qui, grazie.